Facciamo così perché per evitare che i grumi che ai lati ci sono e la frusta non arriva, di portarli all'interno, al centro della crema. Così quando dopo ripassi la frusta li elimini del tutto. Oggi sto facendo lezioni. Di che? Lezioni di cucina. Dopo userai la Nutella. Poi farai altre strisce per la Ma Nutella. stai a parlare con me? Sì. Non ti ascoltavo. subito. Mi stai ascoltando? Ti porto qua questo così. Attenta che forse cosce. Forse. Perfetto. Forse dovevamo fare come. Così va bene? Dai, non fa niente, i punti devono essere perfetti. No, va bene. Adesso li fai uno qua e uno qua. Uno qua. Bravissima Erika, pensavo che non te veniva, invece ti è venuto perfetto. Questa la crema la fate bollire, non appena sarà bollita, sì, la mettete dentro il lavandino con l'acqua fredda così si fredda subito. Beh, mentre sta nell'acqua fredda la potete ogni tanto girare così, con la frutta, mescolare. Guarda. Non ci vuole molto a fare. Ma l'altra l'ho rotta più, ma non c'è. Ah, no, perfetto. Mi butti via questo. Ora. Questa è venuta benissimo. Io ho finito. Va bene uguale, ve la faccio vedere. Io ho finito. Ok. Ah! Tenta, te l'ho detto che cosci. Non hai finito invece. No, ho finito quello. Arriva. Stronzetto. Intanto mi mescoli là, ti faccio vedere cosa. Fatta male, aspetta. Erika è stata così brava da aver messo le strisce ovunque su tutta la cosa. Su tutta la crostata come è stata brava. Poi con una forchetta basta schiacciarle un po'. Che serve? Dai, gira forte, corri, sennò se riposa tutto. Guarda Erika, tu basta che con una forchetta senza farla sporcare, Sì. le schiacci. Le schiaccio. Ogni riga per forza, ogni riga, no? No per forza. Per fuori. Ogni riga alla volta. Sì. Facendo così. Sta premendo. Io non ho capito perché ci hai messo sta a fare. Devi fare tutti e due, le tocca fare tutti e due. No, questo. Tutti e due, sì, usiamo quello perché dovrebbe essere una frusta, ma siccome non ce l'abbiamo. Questa frusta io non la so usare, ma... La fai così, giri forte forte. Allora, fammi vedere com'è la crema. Così Erika, guarda. Che devo fare? Adesso che devo fare? Guarda, ti dicevo, Sì. magari prende il coltello, con la punta del coltello, facciamo così. Questo bordo alto lo andiamo a intaccare, tipo così, ma non fa niente se si rompe poi dopo. Piano piano, aspetta, lo faccio da vicino, così magari lo vedete meglio. Andiamo ad intaccare così e così lo adagiamo sulla marmellata, così. In modo da coprirla sui lati. Così. Provaci tu, Erika. Vede? Fai così Sì. e la schiacci. E la schiaccio. Ok. Se viene un po' brutta, fa niente, ma dopo ce la posi con la... Sto portando spaccini, è bellissimo. No, è bello, io continuo la mia cosa, se no si brucia. Sempre fate attenzione che non si brucia. È anche da segnare. Tutti i lati, Erika. Mettiamo a fare a fianco modelata. Facciamo addensare bene. E ricordi Marco quel gelato schifoso del... Erika, Che c'è? che pizza, ho sbagliato una cosa. Cosa? Ora mi avanzerà di nuovo la crema. Beh, te la bevi. Ci faremo qualcosa con la pasta rimanente.
darò il compito a te di farlo. Certo. Come procedere? Boh, io non so se sto a fa bene. Te l'ho detto, guarda, sta striscia mi è venuta anche nervosa. Ecco, dopo basta che... Guarda, sta striscia mi è venuta non fa nervosa. niente. Dopo basta che la appiattisci un po' con l'olio, viene bene. Quanto bisogna essere perfetti, oddio. Guarda la minestra. La cream. Ecco qua. Ecco qua. Come dicevamo abbiamo chiuso i bordi intorno. Abbiamo abbassati. Così ora la mettiamo in forno. Cuocere. Spostati Erika. Sempre a 170 gradi per tipo 20-30 minuti, poi quando vedete che è abbastanza dorata vuol dire che è pronta. No, vieni a farla, ci ho detto io non farla. Sì, questo lo faccio fare te. Questo sposta la roba. Dopo c'è da fare le strisce. Vai, procedi, prendi un cucchiaio, ce l'hai, sì? Non sta qua? La fate sobbollire un po', sì. Marco, dove sta il cucchiaio? Non lo riprendere un attimo. Ecco, è pronta questa. Perfetto. Vediamo un po'. Dobbiamo vedere, quando vedete le prime bolle potete spegnerla, la crema. Mi sa che finiamo la Nutella. Ce ne sta un'altra tanto. Allora, vediamo. Tipo Marco, no? A me mi è venuta così, ma ce la devo mettere anche sui bordi? No, solo al centro, come quando la Invece è marmellata. andata. Vabbè, mica non deve essere perfettissima. Perfetto. Sì, la crema deve essere così, abbastanza densa. Ho finito, Marco. Come dicevo, ora la metterò Fratello, nel lavandino con l'acqua fredda. Aspetta, arrivo. va bene. Forse è meglio che accendi la luce perché inizio a vedere. Riempi del lavandino con l'acqua fredda, la mettete dentro. Beh, non deve essere pieno. Luce! Ah, finalmente, non ci vedevo più. Che cazzo? Assaggiamola di sapore. Non sente niente perché mi ha bruciato il dito. Ah, buona. Dicevo, La no? mettiamo a frittare nel lavandino facendo attenzione che l'acqua non ci va dentro. Non deve essere pieno, tipo un quarto, così da far frittare prima la crema. Dai, basta così. Ogni tanto la rimescolate perché sennò viene una patina. Basta quanto ci metti? No, non ce lo so. È fatta abbastanza abbondante. Mettici adesso, faccio le strisce. Aspetta. È buona. Sì. La Nutella non si espressa. Questa forse dovevamo
Dovevamo fare come quell'altra, mi sono scordato di abbassare i bordi, vabbè. Andiamo a fare altre strisce qua e ora diamo la velocità perché se no penso che... Erika, Vero. ci vediamo tra poco? Ciao!